Lei sabato era proprio in Marmolada. Sì, io sabato, io in compagnia, eravamo in sei, abbiamo fatto un'escursione in preparazione dell'uscita sul Monte Rosa. Ci stavamo preparando per fare questo tipo di escursione, diciamo, acclimatarsi e fare ghiaccio, insomma, ecco, portarsi per provare con le persone e anche per vedere se le persone erano capaci di fare questo tipo di attività. Si sente miracolato dalla furia della montagna il consigliere della sezione del CAI di Malo, che sabato, appena 24 ore prima della tragedia, era nella zona in cui è avvenuto il distacco del Seracco. Il ghiacciaio è messo, è un disastro, diciamo, ecco, per capire, non si riconosce più. Conosceva Filippo Bari, il 27enne, la cui morte è stata accertata in mattinata perché iscritto al gruppo del CAI a Malo, città dove risiedeva. Abbiamo fatto l'escursione domenica prima assieme, abbiamo fatto l'escursione in Solvioz, che c'era anche lui, quindi un ragazzo solare, bravo ragazzo, attrezzato, responsabile, quindi capace. Si stavano allenando per l'uscita di domenica prossima sul Monte Rosa, ieri erano invece in attività libera, non organizzata dal club alpino. Chi va a fare questo tipo di attività non è che prende e va, di solito si prepara, fa un po' di allenamento, fa qualche uscita in quota, qualche uscita in ghiacciaio e anche loro evidentemente ieri erano così in uscita e anche un po' in preparazione delle attività estive su ghiaccio.